Si chiude in Cassazione con una serie di rigetti la lunga battaglia giudiziaria del Cavaliere del Lavoro Maria Carla Macola, 88enne padovana originaria di Campo San Piero, ex consigliera della Banca Popolare di Vicenza. Il punto di partenza è la condanna a 30.000 euro della Consob, legata agli aumenti di capitale del 2014 da quasi 1 miliardo di euro, perché, secondo l'autorità di vigilanza, mancavano informazioni essenziali per gli investitori, in particolare sui criteri di determinazione del prezzo delle azioni e sui finanziamenti concessi per acquistarle. Con macula sono stati condannati nel tempo anche gli altri componenti del CDA, a partire dal presidente Gianni Zonin, colpevole anche sul piano penale. Ma non è l'unico fronte per macula sul piano civile a seguito del crack di BPV. Sempre in Cassazione, un secondo filone riguarda le azioni della banca che ha agito nei confronti degli ex amministratori con revocatorie. Anche qui il risultato per la dottoressa Macola è lo stesso. I ricorsi sono stati respinti. La banca, in liquidazione coatta amministrativa dal 2017, aveva ottenuto ragione anche per i trasferimenti di quote societarie e immobili. In particolare, i giudici avevano ritenuto illegali gli atti con cui Macola aveva trasferito ai figli Benedetto e Alessandro Sgaravatti, con le donazioni dell'ottobre 2015, le quote del Camping Market e la cessione delle quote del Tourist Market, oltre alla quota di partecipazione in Camping Italy del valore di 1,3 milioni di euro e della sua quota in Lispida SRL del valore di 1 milione. Infine, i supremi giudici hanno definito illegali anche i 2 atti di donazione di immobili da parte della stessa Macola in favore della nuora Elena Gattamelata.